Buonasera e benvenuti a tutti. È bellissimo ritrovarci in questa prestigiosa sala civica del Comune di Vittorio Veneto dopo i mesi durante i quali il nostro progetto, come tante altre cose, sono state forzatamente interrotte. Do il benvenuto a voi che siete in sala e anche a chi ci segue in streaming attraverso i nostri canali social. Parliamo questa sera di creatività, ne parliamo con alcune delle persone che più possono aiutarci a ragionare su un tema che penso sia di grandissima attualità. Come amministrazione comunale, qui con me c'è anche l'assessore Uliana che insieme rappresenta appunto tutto il comune, e vi portiamo insieme anche il saluto del sindaco che non può esserci. Come amministrazione comunale abbiamo appunto cercato di capire in che modo ridare vita a questo tema che in questo periodo ci ha probabilmente anche accompagnate e accompagnati per ripensare, rivedere e anche riprogettare un po' la nostra vita, sia la vita personale che la vita nei rapporti sociali che la vita anche lavorativa. Quindi il tema della creatività oggi più che mai diviene di grandissima attualità. Mi viene in mente quello che sta succedendo in questo periodo dopo che abbiamo ripreso anche ad aprire gli uffici. Per esempio noi abbiamo il CAVI, il Centro Antiviolenza, e abbiamo avuto parecchie donne che sono venute a raccontarci di come in questo periodo abbiano proprio cercato di reinventare il loro modo di essere, il loro modo di far fronte alle problematiche nuove che sono emerse a causa del Covid, anche inventandosi dei modi nuovi, no? La cosa più banale, se volete, è quella della mascherina. Quante donne soprattutto hanno riaperto la macchina da cucire e si sono messe a produrre mascherine, magari solo per la famiglia, per gli amici, ma qualcuna anche è riuscita poi a dar vita a questo che è diventato che era solo un modo magari per affrontare le giornate, e a trasformarlo, sta cercando di trasformarlo poi anche in quella che potrebbe diventare un'attività imprenditoriale. Ma sono certa che ciascuno di voi che viene dal mondo della creatività, della cultura, sta in questo momento pensando a cosa ha messo in campo con la propria creatività proprio per far fronte a questa situazione assolutamente atipica che non ci saremmo mai aspettati di dover affrontare. Bene, in tutto ciò cosa c'entra il comune? Cosa può fare il comune? A parte evidentemente mettere a disposizione i fondi di questo progetto europeo. Due cose fondamentali noi stiamo cercando di fare. Uno è un obiettivo a lungo termine, che è quello di prevedere anche un luogo dove coloro che vogliano e che riescano a trasformare quello che è una passione in un progetto e poi in un'impresa, un luogo dove queste attività nuove, queste nuove imprese possano trovare spazio, magari anche per autoalimentarsi, per aiutarsi, per sostenersi a crescere, per condividere un progetto, per condividere un mercato e tutto ciò che è legato poi alla vita di un'azienda. E questo è un progetto a lungo termine. Però per raggiungere questo obiettivo importante, sul quale comunque noi crediamo e stiamo lavorando, c'è un percorso da fare. Questo percorso va fatto chiaramente da parte proprio di associazioni, di persone che vogliono o sperano o cercano di trasformarsi in impresa, e quindi da qui prendiamo il via questa sera e ci sarà parallelamente la formazione per le CCI per arrivare a questo obiettivo. Ma dall'altra parte noi abbiamo pensato che sia il momento in cui anche l'amministrazione comunale, anche chi lavora in un'amministrazione comunale, condivida non solo l'obiettivo, ma il percorso, che significa condividere il linguaggio, che significa condividerne le regole, che significa conoscere i nuovi obiettivi, no? Per evitare di continuare a ricadere in questa dicotomia per cui impresa, quindi pubblico e privato e pubblico, molto spesso nella storia sono entrati in contrasto anziché supportarsi. Questo è un momento in cui più che mai è necessario lavorare fianco a fianco, e per farlo bisogna assolutamente crescere, imparare e condividere il percorso e le finalità insieme. Per cui
parallelamente al corso appunto di formazione per le CCI, ci sarà proprio un corso di formazione, ci saranno dei workshops di formazione per i nostri dirigenti e per le nostre diciamo per i nostri apicali. Quindi è particolarmente significativa questa sera anche la presenza delle nostre dirigenti, della dottoressa Costalonga e dell'ingegner Curti, che ci aiuteranno proprio e ci accompagneranno in questo percorso interno ed essenziale. Ecco, quindi a voi ancora grazie per essere qua, volentieri e con grande anche piacere do la parola, adesso credo a Valentina che ci presenta un po' la giornata, ma poi al nostro relatore, professor Panozzo dell'Università di Ca' Foscari, che è uno dei principali esperti proprio sul tema della impresa, della crescita dell'impresa creativa e di molte altre cose. Poi avremo anche 3 rappresentanti di storie, di casi che ce l'hanno fatta, quindi è molto importante anche avere delle buone pratiche. E ringrazio anche Cristiano Nordio che poi vi accompagnerà invece nel percorso di formazione. Quindi do la parola a Valentina, credo, e buon lavoro a tutti. Ringrazio l'assessore Caldart per questa introduzione. Io mi presento velocemente, sono Valentina Colleselli e sono il project manager del progetto Stimulart, che è il progetto europeo che finanzia questo evento di oggi ed è un progetto finanziato dal programma Interreg Central Europe. L'iniziativa vede il Comune di Vittorio Veneto appunto coinvolto in un progetto triennale che finirà a marzo 2022 insieme a altri 4 comuni di medie dimensioni dell'Europa centrale, che sono Jászberény in Ungheria, Kamnik in Slovenia, Amberg e Hamburg in Germania, nel tentativo di mettere a confronto delle buone pratiche per la rigenerazione urbana attraverso il coinvolgimento delle imprese culturali e creative. Quindi siamo qui per proporvi questo incontro che è solo uno degli incontri di un ciclo di cui troverete molte informazioni sul sito www.vittoriovenetocreativa.it, lo trovate anche in cartellina, ma per chi è collegato online può visitare il sito, insieme al programma di formazione di cui vi parlava l'assessore. Facendo questa piccola introduzione passo quindi ad illustrarvi il programma di oggi. L'obiettivo della giornata di oggi è di esplorare il concetto di imprese culturali e creative, un concetto forse non noto ancora a tutti, ma che sta prendendo piede nei termini di una trasformazione del settore culturale da settore di interesse collettivo, ma con una dimensione ancora poco legata al fare impresa, ad un'attività che può generare invece reddito, economia, posti di lavoro e crescita e inclusione sociale per le nostre comunità. Oggi affronteremo quindi questo tema nei suoi ambiti più e diciamo definizioni più generiche, per approfondire poi il tema nei successivi incontri in modo molto più specifico e puntuale, passando quindi dal tema dei finanziamenti, il crowdfunding per il settore culturale e creativo, la comunicazione, lo storytelling che è molto importante e il tema anche della consapevolezza e conoscenza di quelle che sono le potenzialità creative del Comune di Vittorio Veneto e del Vittoriese grazie alla ricerca effettuata dal CISET nel corso del nostro progetto. Quindi vi preghiamo di rimanere sempre aggiornati attraverso il nostro portale o i canali social e vi introduco i relatori di oggi. Il professor Panozzo, appunto, dell'Università Ca' Foscari, docente di management pubblico del Dipartimento di Management, ricercatore ed esperto del settore culturale e creativo e di sviluppo urbano. Poi abbiamo, vado in ordine di posto, la dottoressa Viviana Carlet, che è coordinatrice del comitato curatoriale della Fondazione Francesco Fabbri e direttore artistico del Lago Film Fest. Inoltre è stato membro del comitato scientifico del progetto SMAT, dove ha approfondito il tema della sinergia tra cultura e impresa. Abbiamo qui presente la dottoressa Laura Gallon, che è titolare dello studio di comunicazione Arte Laguna, che è un'impresa culturale creativa, tra l'altro finanziata dalla Regione Veneto come impresa culturale creativa,
e fondatrice del prestigioso premio Laguna Prize, giunto ormai alla sua 14ª edizione. Arte Laguna è un'impresa culturale che nasce come studio specializzato nella realizzazione di siti internet e prodotti multimediali, ma oggi raccoglie diverse professionalità del settore culturale e creativo, e dopo la dottoressa Gallon ci illustrerà più in dettaglio di cosa si tratta. Mentre Arte Laguna Prize è una selezione internazionale di artisti contemporanei, e il premio Arte Laguna è un concorso sempre più influente nel mondo dell'arte contemporanea, che permette di valorizzare i designer emergenti e i talenti creativi del nostro territorio. Infine abbiamo qui presente Marco De Conti, che è il titolare dell'impresa Il Bosco dell'Arte, che invece gestisce e coordina un parco didattico naturalistico a Fregona, che è composto da un'area coperta con delle installazioni di arte moderna e contemporanea, e un'area invece scoperta, che è uno spazio che viene utilizzato per la realizzazione di diverse attività culturali e creative di formazione, che dopo il dottor De Conti ci illustrerà. Quindi, ringraziandovi ancora per essere qui, vi chiedo cortesemente di non fare domande in questa fase, diciamo, di presentazione, ma di tenerle per il successivo dibattito a cui speriamo parteciperete, e per coloro che sono collegati online di inviare i vostri quesiti attraverso la pagina www.vittoriovenetocreativa.it. Lascio quindi la parola al professor Panozzo. Grazie. 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 Posso alzarmi? Sì. Così aumento le distanze. No, non troppo perché non sto nell'inquadratura. Va bene? Ok. Buongiorno a tutti, ringrazio il progetto Stimulart, Valentina e il Comune di Vittorio Veneto per l'invito a ritornare su una delle questioni, come accennava prima Valentina, che caratterizzano il lavoro che faccio. Io sono un docente che si occupa di management, quindi di economia delle imprese, ma che da qualche tempo assieme ad altri colleghi H. Foscheri principalmente, ma non solo, la cosa attraversa, diciamo, l'Europa, l'Italia in particolare, ha cominciato ad occuparsi della questione che sta nel titolo, se vogliamo, sintetizzato oggi, e cioè delle relazioni concrete, sottolineo concrete fin da subito, perché poi le tre esperienze che sono qui oggi servono anche a cogliere questa dimensione di un discorso, di un'affermazione che si fa molto spesso della relazione virtuosa tra il mondo della cultura, il mondo dell'economia, il mondo dell'arte e il mondo dell'impresa, che proprio perché la si fa molto spesso e la si ripete molto spesso rischia di rimanere nell'aria, rischia di rimanere nel mondo delle affermazioni e di non manifestarsi in tutta la sua potenza. Io credo invece, e crediamo nel lavoro di ricerca che facciamo a stretto contatto con chi lavora nel campo della produzione culturale e creativa e a stretto contatto anche con le istituzioni, prima fra tutte la Regione Veneto, ma anche con città di media dimensione come questa. Crediamo invece che questa affermazione sia tanto più vera quanto più passa attraverso delle esemplificazioni concrete, delle manifestazioni che toccano le vite, le scelte di vita delle persone che dedicano, così come si può fare in tanti altri ambiti dell'economia, dedicano la loro vita professionale e lavorativa alla produzione culturale. Ecco, questo dedicare la vita alla produzione culturale è proprio la risposta immediata, no? La conferma all'affermazione che facciamo fin dal titolo di questo incontro di oggi, ma è anche, e qui devo sempre ringraziare, e non lo farò mai abbastanza, il Ministro Giulio Tremonti, perché, se qualcuno di voi se lo ricorda, perché lo dobbiamo ringraziare Giulio Tremonti? Perché qualche anno fa Giulio Tremonti, da Ministro dell'Economia di questo Paese, se ne è uscito con una straordinaria affermazione, che lui voleva andasse in una direzione, ma ci ha portato da tutt'altra parte. Vi ricordate cosa ha detto Giulio Tremonti qualche anno fa? Cosa ha detto? Con la cultura non si mangia. Cioè ha dato voce, in realtà,
non ha detto niente di particolarmente blasfemo, perché ha dato voce in realtà ad un sentire molto comune. A un sentire molto comune in molte parti della nostra società istituzionale e economica, che fanno questa associazione. È chiaro, dietro quell'affermazione c'è molta verità anche, però questa idea che la cultura è qualcosa che non produce, la cultura è qualcosa che non ti dà la possibilità di avere un reddito, che ti dà la possibilità di mangiare, perché la cultura fondamentalmente assorbe risorse, non le genera, non produce e quindi non dà da mangiare, non produce nel modo, e qui aggiungiamo noi, sì, non produce nel modo in cui producono le industrie normali, perché le industrie culturali e creative, e curiosamente da quell'affermazione è successo esattamente il contrario. Uno si aspetta che se un politico importante fa quell'affermazione ci si aspetta il deserto, poi che nessuno poi creda alla possibilità economica del mondo creativo e culturale. In realtà quell'affermazione viene fatta in un momento storico in cui sta succedendo l'esatto opposto. Viene fatta in un momento storico in cui in Europa in particolare, ma prima ancora in alcuni paesi europei, primo fra tutti il Regno Unito, gli stessi poteri pubblici, i governi, ma poi anche le rappresentanze del mondo imprenditoriale, stanno facendo l'affermazione contraria, cioè stanno dicendo che in quel momento storico, siamo più o meno all'inizio di questo secolo, no? Fine anni 90, inizio di questo secolo, si comincia ad affermare che produrre cultura, intanto che ad associare la parola produzione, cioè la cultura è un processo produttivo, la creatività sta nei processi produttivi. Questa cosa che ho appena detto, chiunque faccia produzione culturale lo sa Laura, lo sa Viviana, che organizzano eventi complessi che spesso non sono più solo eventi ma diventano delle attività che si riproducono nel corso dell'anno, lo sanno tutti quelli che stanno nel mondo dello spettacolo, lo sanno tutti quelli che stanno nel mondo museale, che fare cultura, quello che poi noi da visitatori, da spettatori godiamo in 45 minuti di concerto o in un'ora di visita ad un museo, dietro c'è un apparato produttivo, dietro c'è una fabbrica. C'è una fabbrica che è organizzata come tutte le fabbriche, quindi si va dalla dimensione amministrativa, alla dimensione dirigenziale, c'è il magazzino, ci sono gli operai, ci sono quelli che fanno il lavoro vero e proprio, pensate all'industria cinematografica, dietro alla produzione culturale c'è produzione, ci sono dei lavoratori, quindi già quello servirebbe, no, a smentire che con la cultura non si mangia, perché in realtà tutto questo sistema produttivo dà da lavorare e produce degli stipendi e quindi anche la possibilità di avere una stabile permanenza dentro a questo mondo. Però sottolineo appunto, ed è per questo che siamo qui a parlarne oggi nell'ambito di un progetto europeo che non è l'unico progetto europeo che dà voce a queste istanze, perché l'Europa, a partire da questi primi stimoli che arrivavano soprattutto dal mondo anglosassone, si è resa conto, prima di tutto si è resa conto calcolando, cioè cominciando a contare dal punto di vista statistico, a darsi una rappresentazione di questo pezzo di produzione economica che c'era sempre stato ma non era mai stato visualizzato. Ecco, c'è un fondamentale aspetto tra la possibilità di dirsi che un fenomeno esiste e quindi di intervenire su quel fenomeno e dargli anche legittimità e la sua rappresentazione. Una delle cose di cui spesso ci dimentichiamo ma che poi nei nostri progetti ci ritorniamo sempre è il tema per esempio della mappatura. Noi abbiamo cominciato, ed è stato presente credo anche in questa progettualità come momento iniziale. La mappatura nel campo delle industrie culturali e creative è fondamentale. Diciamo mappatura, il termine tecnico è andare a vedere quello che c'è. Perché è fondamentale andare a vedere quello che c'è e mostrarlo con lo stesso linguaggio del resto dell'economia? Perché in questo modo si fa vedere che questa parte è produzione economica, perché usiamo le stesse categorie. Usiamo la categoria del fatturato, usiamo la categoria della localizzazione produttiva, usiamo la categoria del valore aggiunto, usiamo la categoria degli occupati. Nel momento in cui abbiamo cominciato a contare queste presenze,
abbiamo visto che i numeri andavano su, abbiamo visto a livello europeo che i numeri andavano su, abbiamo visto che un 5, 6, queste sono le percentuali, 5-6% del valore prodotto in Europa, in Italia è lievemente più alto, del valore della ricchezza, il valore della ricchezza prodotto in Europa viene dato da questo tipo di attività produttive. Ecco, questo tipo di attività produttive quindi, sottolineo, ripeto ancora una volta questo aspetto perché è fondamentale, sono state prima di tutto perimetrate, cioè il primo esercizio che è stato fatto è stato quello di far vedere che ci sono. Sottolineo questo perché c'erano già, ecco, molto spesso mi ritrovo a parlare di questi fenomeni voi sicuramente non lo sarete, ma ad un pubblico che pensa che stiamo parlando di qualcosa di nuovo. Non stiamo parlando di qualcosa di nuovo, le industrie culturali e creative ci sono sempre state, il problema è che non le abbiamo mai viste, non ci siamo mai dati dei sistemi di rappresentazione che le trattassero come, che ne so, l'industria della pesca, l'industria della trasformazione del latte, l'industria metalmeccanica, tutto questo non è mai stato visualizzato. E questo lo vediamo, entro in un piccolo dettaglio apparentemente tecnico, che riguarda i codici Ateco. Non so quanti di voi sanno cosa sono i codici Ateco. I codici Ateco sono una convenzione europea che dà una classificazione numerica e una definizione a tutti i settori economici. Ecco, i codici Ateco che servono a contare, no, a rappresentare l'economia, abbiamo dovuto arricchirli negli ultimi anni perché non c'erano quelli che rappresentavano questo tipo di economia. I codici Ateco sono altamente differenziati e molto precisi quando si parla, per esempio, dei prodotti da forno che usano la farina. Voi avete delle classificazioni che distinguono i lievitati di un certo tipo dai lievitati di un altro tipo. Quando poi invece arrivate nello spettacolo è una generica categoria. Lo spettacolo è una cosa solo. Non c'è la distinzione tra l'opera, la musica, lo spettacolo dal vivo, il teatro di prosa, i diversi tipi di teatro che ci sono. No, non c'è questa granulometria. Perché? Perché non siamo stati storicamente abituati ad entrare nel dettaglio produttivo di queste aziende. Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, ma mi sono soffermato su questo aspetto prima di tutto perché è centrale in questo progetto che anche con una metodologia sofisticata è andato a vedere che cosa c'è in questo territorio. Perché una volta che ci si rappresenta queste industrie culturali e creative, allora si può dare loro dignità non che non ne abbiano, ma voi sapete ragionare economicamente e dare uno spessore economico a queste attività è fondamentale per poi attivare anche misure di sostegno. Lo stiamo vedendo in questo momento in cui gran parte dell'economia vive di sostegno pubblico o viene rilanciata con il sostegno pubblico. L'esistenza e il riconoscimento della rilevanza poi si porta dietro anche la misura di stimolo, Stimulart è anche il nome di questo progetto. Cosa abbiamo visto negli ultimi decenni, ormai nell'ultimo quindicennio? Che in conseguenza di questa consapevolezza che la creatività e la cultura sono fattori di produzione e di sviluppo, la Commissione europea prima e poi diversi livelli di governo nazionale e regionale hanno cominciato a avviare delle misure di sostegno e di sviluppo. Cioè si è pensato che sì, l'economia culturale e creativa esiste, ma addirittura la vogliamo sviluppare, cioè vogliamo che diventi ancora più forte di prima. E qui c'è un altro aspetto fondamentale che sottolineo, perché è così importante per territori, ovviamente per gli aspetti nazionali, ma poi quando scendiamo, no, diventano delle esigenze ancora più concrete. Perché è così importante per un territorio, per un'area come questa, ad esempio, altre medie città del Veneto, ragionare in termini di sostegno alla produzione culturale e creativa? Qui il tipo di riflessione che bisogna fare, ammetto, non è immediatamente, come dire, digeribile e facile, perché è vero, la produzione culturale e creativa, soprattutto quella culturale, perché i due aspetti adesso non mi soffermo, magari poi se ci sono domande mi soffermo sulla distinzione, ma soprattutto la produzione culturale produce valore, certo, ma non lo produce nella forma canonica del valore economico che producono le altre attività economiche, cioè non produce necessariamente valore monetizzabile, rappresentabile nella forma
di un fatturato che produce eventualmente un utile alla fine di un bilancio. Questo bisogna dirlo. E questo implica una riflessione però di altro termine. Se il lavoro culturale, la produzione culturale non produce reddito nella forma canonica, perché la vogliamo sostenere lo stesso? Perché vogliamo andare contro al ministro Tremonti e perché vogliamo comunque mettere delle risorse pubbliche nel sostenere una produzione culturale che sappiamo che, se la guardiamo dal punto di vista della contabilità, se ne guardiamo il bilancio, non produce un utile. Questa è una riflessione sulla quale magari poi anche nei percorsi formativi che anche questo comune farà, è una riflessione credo cruciale, perché ci porta a riflettere su una nozione diversa di valore. Quello che genera la produzione culturale per un territorio non è monetizzabile, o non lo è immediatamente o non lo è all'interno dell'economia della singola organizzazione culturale. Dobbiamo imparare a ragionare con altre nozioni di valore. Questo lo devono imparare i policy maker, quelli locali hanno già imparato a farlo, quelli internazionali, nel momento in cui la Commissione europea decide di finanziare questo tipo di attività è perché sa che si sta producendo valore, ma quel valore ha una distribuzione e una generazione di se stesso, una generazione del valore che non passa necessariamente per la monetizzazione e che non è scandito necessariamente negli intervalli di misurazione che sono gli intervalli di misurazione annuali tipici del bilancio. Noi veniamo da quella tradizione. Quando chiediamo sì, ma cosa produci? Tipicamente abbiamo in mente, dico noi economisti, poi magari ovviamente non tutti devono condividerlo, ma tipicamente il ragionamento economico ha in mente una scansione temporale. Ogni anno devo misurare qualcosa, addirittura ogni qualche mese devo misurare qualcosa, e quel qualcosa mi deve essere rappresentabile in forma finanziaria. Ecco, la produzione culturale non funziona così. La produzione culturale produce un altro tipo di valore, prima di tutto un tipo di valore che si distribuisce nel tempo. La produzione culturale produce contenuti, produce simboli, produce coesione sociale, produce identificazione, produce identità che può essere utilizzata da altri sistemi economici. Il valore che produce la cultura è un valore che viene messo a disposizione di collettività. Queste collettività si possono appropriare, gli agenti, gli attori dentro queste collettività si possono appropriare di quel valore. L'ho detto teoricamente, provo a dirlo praticamente, il Made in Italy. Quando noi parliamo di Made in Italy, quando noi andiamo a vendere all'estero, a proporre all'estero il Made in Italy, che cosa stiamo portando esattamente? Se ascoltate i discorsi dei grandi manager, dei grandi imprenditori, o anche guardate alle campagne di comunicazione del prodotto del Made in Italy, voi troverete un'interessante combinazione. Una parte dell'enfasi, quella che serve a vendere il prodotto, è di natura tecnica, cioè questa macchina funziona meglio, questo vestito è più bello, questi materiali sono sostenibili. Ma è solo questo che viene raccontato? Nella narrazione del Made in Italy quasi sempre, direi sempre, ci sono dentro degli immaginari di natura culturale. Si dice che questa è la terra che ha prodotto il Rinascimento, che ha prodotto le grandi opere d'arte, che ha prodotto il patrimonio culturale, e questi simboli li vedete sempre riflessi all'interno di questa comunicazione. Non esisterebbe la categoria del Made in Italy, ma questo anche nella percezione globale del cliente, se questa non fosse nutrita culturalmente. Chi ha prodotto quel valore? Le produzioni culturali, in secoli di produzione culturale. Allora questo è lo snodo fondamentale. Se noi riconosciamo, e continuiamo a riconoscerlo, perché le azioni attuali, ma anche degli ultimi anni del Ministero degli Affari Esteri, congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico, pensate al tipo di comunicazione che noi facciamo nei confronti del mercato cinese, alla volontà di stare dentro a quel progetto della Via della Seta, tutto questo mobilita non solo e non tanto la qualità intrinseca dei prodotti,
ma il fatto che questi prodotti sono fatti, concepiti, disegnati in questi spazi, che chi ha fondato quelle imprese, ma anche chi disegna quei prodotti, ma anche chi li monta quei prodotti e chi è nel sistema di subfornitura, quando esce dalla fabbrica, sta in questo contesto, ha studiato in queste scuole, da questi insegnanti, è cresciuto passando vicino a quei palazzi, ha avuto l'accesso a quei musei, ha potuto vedere quegli spettacoli, ha potuto ascoltare quelle musiche e questo fa la differenza. Tutto questo precipita in quella che è indubbiamente il principale vantaggio competitivo della produzione economica italiana e veneta in particolare. Ecco, questo fa la produzione culturale. La produzione culturale quindi va alimentata nel presente perché continua a mantenere vivo questo percorso, continua a mantenere viva la produzione di simboli, di significati, di immaginari, continua a produrre stimoli. Non la posso misurare nella sua produzione finanziaria, nel suo risultato finanziario di breve, perché non è quello che fa. Devo sapere che lo sta continuando a fare, sta continuando a produrre senso, sta continuando a produrre elementi, un immaginario distintivo che poi si deposita. Ecco, immaginate come una polverina magica che si deposita sul sistema sociale e economico e che il sistema sociale e economico può continuamente riattivare gratis, nessuno poi paga per mettere la Basilica di San Marco nel logo della propria azienda, come tutte le aziende del nord-est che dicono ai propri clienti di dove siete, di Venezia, anche se sono di Sacile. Perché? Perché l'immaginario, e perché dice Venezia? Non dice Venezia genericamente, ma perché la associa ad un immaginario artistico, perché nel logo dell'azienda metto la forcola o metto il campanile di San Marco o metto la mascherina, magari meno la mascherina adesso che non è più di moda, ma gioco su quegli immaginari. Okay? Quindi questo per dare solo una delle possibilità interpretative del perché, e credo di avere finito, vero? Del perché dobbiamo continuare a insistere e continuare a finanziare. Ovviamente il discorso si potrebbe fare più complesso, non è questa l'unica ragione, perché non vorrei schiacciare la motivazione solo su una sorta di vantaggio economico. Le industrie culturali, il lavoro culturale fa anche molto altro che non ha necessariamente una ricaduta su prodotti e su processi, però credo che per, diciamo, anche la focalizzazione di questa progettualità sia importante ribadire il perché si fa economia, il perché si può vivere di queste dimensioni. E prima di passare la parola ai tre ospiti che ci sono, alle tre stimolanze che ci sono, io volevo approfittare perché la situazione è ideale per evocare un quarto ospite che non c'è perché è morto da tanto, che si chiama Lorenzo da Ponte, che è un imprenditore culturale, credo conoscete perché lavorava qua vicino, non ci ha lavorato molto qua vicino, però viene da queste parti. Lorenzo da Ponte secondo me è una figura straordinaria, io la uso spesso per spiegare che cos'è un'impresa culturale. Lorenzo da Ponte, lo dico molto brevemente perché immagino di raccontare una storia che tutti quanti sanno, ma perché è molto interessante, magari tutti non sanno l'ultima parte della vita di Lorenzo da Ponte. Vive dentro al sistema della produzione musicale di altissimo livello della fine del Settecento, ma quando esce, fa l'emigrante, è un cervello in fuga, va negli Stati Uniti e diventa un imprenditore culturale. Lorenzo da Ponte si gioca le sue fortune, quasi sempre perde, è abbastanza fallimentare come imprenditore, è anche interessante questa figura di perdente seriale, mi è simpatico anche per questo, perché ne azzecca pochissime nelle sue, però continua ad intraprendere. È uno che ha capito che la musica, il Made in Italy, l'opera funziona e poi funzionerà straordinariamente dopo di lui. Lui fa il primo teatro d'opera italiano negli Stati Uniti, perché ha capito che e lo fa commercialmente, occhio, cioè non lo fa dicendo ma pare bello, la musica italiana piace, no, vuole fare i soldi. Perché il meccanismo del teatro è un'impresa, è una fabbrica. Ripeto, non gli va sempre bene, ma quella figura imprenditoriale, secondo me, questa regione, questa città dovrebbe celebrarla molto di più nella sua capacità imprenditoriale. Perché è veramente, secondo me, l'icona di cosa vuol dire fare l'imprenditore culturale in questa regione.
e l'ha fatto un po' di tempo fa, ancora una volta a dimostrazione che le industrie culturali e creative non le abbiamo inventate adesso, ma sappiamo da tempo che cos'erano. Potrei continuare con tanti esempi di imprenditori culturali e creativi veneti che hanno operato 300-400 anni fa negli stessi modi in cui questi operano adesso. Abbiamo pensato di portare oggi 3 figure emblematiche di cosa vuol dire fare impresa culturale in questa regione, che hanno una caratteristica comune che ho già citato prima, e cioè quella della scelta professionale e di vita, cioè quella di dedicare non una parte del proprio tempo, non i margini, ma proprio fare una scelta di natura professionale con tutti i rischi che implica, perché questo mondo non è un mondo che offre certezze, non è un mondo di grandi organizzazioni, certo ci sono anche le grandi organizzazioni, ma noi sappiamo che nella nostra regione siamo soprattutto una regione di piccole e medie imprese, microimprese. Qui abbiamo di fronte delle microimprenditorialità culturali che però mobilitano tanto. Viviana con il festival, Laura con la sua attività di comunicazione e col premio Arte Laguna, lo straordinario tentativo che poi ci verrà raccontato di lavorare sul paesaggio e quindi di far diventare anche la natura tra l'altro di queste terre un meccanismo diverso di visita e di fruizione dello spazio in logica imprenditoriale. Sono tutte delle innovazioni che nascono dalle teste di queste persone, ma anche dalla capacità di mobilitare. Ecco, una cosa che a me impressiona del lavoro che fanno questi imprenditori culturali, ma molti altri, è la capacità di mobilitare attorno a sé una rete di interessi e di energie fortissima che fa succedere delle cose che uno direbbe impossibili, no? Anche molte volte senza mobilitare denaro, quindi senza necessariamente comprare servizi in un contesto di mercato, ma mobilitando interesse, mobilitando un meccanismo di scambio e di interessamento che va all'essenza della produzione che si deve fare. Io vorrei passare loro la parola proprio in questo spirito, chiedendo che ci raccontino molto velocemente da dove sono partiti, perché sono partiti, e la domanda più precisa forse sarebbe: che cosa vi fa continuare a funzionare? Cioè, qual è l'elemento fondamentale che potreste identificare nella vostra attività di impresa culturale che continua a farla andare avanti? Cos'è quella cosa che pensate di saper fare meglio? È facile la domanda. Passa a me, passa a loro. Grazie Fabrizio, grazie della domanda facilissima. Come ho iniziato? Ho iniziato in realtà seguendo quello che stavo già facendo 16 anni fa. Ho risposto principalmente ad un'urgenza, avevo il bisogno di fare qualcosa. Avevo fatto l'Accademia di Belle Arti e in realtà non sapevo fare assolutamente nulla. Quindi ho iniziato a pensare ad uno spazio, ad un luogo dove diverse ricerche artistiche potessero incontrarsi, potessero ovviamente in modo molto informale scambiarsi opinioni, progetti, e da lì partire per creare, tornare quindi magari in città e continuare con i progetti. Forse non tutti sanno che questo piccolo festival, che è nato 16 anni fa, è in un piccolo borgo che si chiama Lago, un paese che ha uno splendido lago al quale non hanno dato neanche un nome, quindi il festival prende lo stesso nome, si chiama Lago Film Fest, e sin dall'inizio in realtà voleva essere parte di qualcosa di più strutturato, articolato, che in realtà siamo riusciti a formalizzare solo recentemente, questo progetto che si chiama Piattaforma Lago. Quindi negli anni abbiamo, ci siamo concentrati forse anche più nel racconto e nella comunicazione, nel progetto più grande che è il Lago Film Fest, quindi è arrivato da inizialmente un paio di serate con una ventina di film ad avere 10 giorni di proiezione, più o meno 15.000 visitatori nell'arco di questi 10 giorni, e riesce a camminare, a sostenersi, grazie principalmente alle persone che partecipano all'evento.
C'è una piccola poi partecipazione pubblica di 5-10%, collaborazioni con sponsor privati, che siamo sui 20%, quindi il resto del 70% è veramente di partecipazione attiva della popolazione. Piattaforma Lago in realtà è una specie di Lago Film Fest, ma diffuso e distribuito durante tutto l'anno. Tutti i vari elementi che sono all'interno del festival hanno un loro spazio più strutturato e un'attenzione quindi anche maggiore, quindi la danza, la musica, l'arte contemporanea. Sicuramente il cinema ovviamente è un aspetto molto importante. Siamo attualmente a quasi 3 festival in attivo, quindi Lago Film Fest, Formentera Film Festival e 3070, speriamo di riuscire a portarlo avanti anche questo, purtroppo è stato congelato a causa Covid. E poi il premio Rodolfo Sonego, che invece è dedicato alle sceneggiature. Sicuramente la necessità di creare spazio per altri giovani, io ormai non lo sono più, e quindi quello che noi facciamo adesso è cercare di dare strumenti, spazio e possibilità di realizzarsi. Quindi quello che fa Piattaforma Lago in realtà è aiutare nuovi piccoli festival, nuove piccole realtà, nuovi progetti come quello che è iniziato oggi, che si chiama Body to Body, è un workshop di arte contemporanea e attualmente ci sono all'incirca 30 ragazzi che vengono un po' da tutta Italia, che stanno lavorando con dei tutor e dei mentor su una tematica che è quella delle balere, che Lago aveva Floride un tempo al suo attorno, e quindi niente. Non so, forse la follia è l'elemento caratterizzante che forse ci porta a fare queste cose, a non controllare troppo spesso il conto in banca, però è un'urgenza proprio che una persona penso debba avere dentro di sé, che ha una responsabilità pubblica molto forte e che ha un desiderio di vedere il futuro. Penso che chi lavora nel mondo dell'arte e della cultura oggi ha voglia di un futuro migliore, ha voglia di dare gli strumenti ad altre persone che lo possano realizzare. Quindi questo è quello che mi spinge ogni volta che c'è un problema, ogni volta che c'è un no per un finanziamento. E poi ovviamente ci sono questi ragazzi che sono bravissimi e sono troppo bravi, quindi io non posso che non aiutarli e sperare che crescano sempre di più e che producano e che continuino. Lo spazio dell'arte e della cultura è sicuramente uno spazio necessario, urgente, dove si può pensare un mondo migliore, quindi questo mi basta. Grazie. No, grazie. Applauso a Viviana. Faccio una traduzione aziendale. Dico cosa ha detto ma non ha detto. Viviana fa innovazione. E cioè inventa cose, Viviana e il team, quindi inventa qualcosa che prima non c'era, fa internazionalizzazione, lei butta lì che fanno anche un festival a Formentera, questa si chiama internazionalizzazione, vuol dire fare una produzione culturale, una competenza che qua la porto anche da un'altra parte o comunque stabilisco delle alleanze, e risponde a bisogni emergenti a cui nessuno sta dando risposta, e cioè cattura talenti, gestisce talenti. Detto in questi 3 termini, un finanziatore vi ascolta molto di più. Il linguaggio però di Viviana è il linguaggio della passione. Volevo farvi notare questo shift semantico perché è parte della risorsa, è parte del problema delle industrie culturali, cioè la necessità di parlare la nostra lingua, per nostra intendo la mia del mondo aziendale e manageriale, e che è un lavoro che credo che anche con progetti di questo tipo si può fare meglio. Io direi che questo shift lo possiamo applicare anche ad Arte Laguna Prize. Buongiorno a tutti, Laura Gallon. Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea con sede all'Arsenale di Venezia. Quanti di voi conoscono Arte Laguna Prize? Allora faccio l'inizio. Io e la mia socia 21 anni fa abbiamo fondato questo piccolo studio di comunicazione e pubblicità. Erano i primi tempi di internet
e quindi siti internet, i social non c'erano ancora. Beatrice è veneziana, era veneziana, e io invece provengo dai monti. Io sono nata a Follina, qua vicino. Ci siamo incontrate e lei era la creativa, io sono più l'amministrativa, la commerciale, diciamo. E lei diceva io non riesco a creare se non ho la mia acqua, e faceva gli schizzi in vaporetto mentre veniva in studio a Mogliano Veneto. Chiedo scusa. Sono passati 3 anni, non riesco ancora a capacitarmi. Aveva 36 anni e il tumore se l'è portata via. Noi siamo comunque uno studio di 6 ragazze e quando Beatrice è mancata io non sapevo se continuare senza la mia creativa. Però le ragazze hanno detto sì, andiamo avanti, ce la facciamo. E quindi siamo andate avanti con l'aiuto di creativi esterni. Per sostituire Beatrice ce ne sono voluti parecchi. Lei era un vero talento. Com'è nato il premio Arte Laguna? Quindi questa è la storia dello studio Arte Laguna. Lei, essendo veneziana, mi contagiava e i nostri maggiori clienti erano veneziani. E un giorno dovevamo fare 2 siti internet per una galleria d'arte veneziana e questo gallerista ci dice: però tu sei sempre stessi artisti, non sai che un po' più, sì, passiamo l'un che altro. Allora io e Beatrice ci siamo guardate e abbiamo detto: ma facciamo una call for artist in inglese nel web? Ridi? Ha funzionato, alla prima edizione si sono iscritti in 400 e passa artisti, al che il gallerista ha detto: caspita, adesso sì, ce n'è di scelta. Ma sono troppi da mettere nella mia galleria di Venezia. Chiediamo a qualcuno se ce li espone. Allora siamo andati a bussare al comune, all'ufficio cultura del comune di Mogliano Veneto, e ci hanno detto sì, che c'è un centro cultura qua. E allora abbiamo fatto una serie di esposizioni nel centro cultura di Mogliano Veneto, tutto a nostre spese naturalmente, però abbiamo detto ingresso gratuito e tutto. Abbiamo detto proviamo a coinvolgere anche i commercianti. E siamo andati da 70 commercianti che hanno accettato di fare un percorso artistico e quindi questi artisti non solo li abbiamo messi nel centro culturale ma anche nei negozi, nelle vetrine, facevamo anche degli appuntamenti all'interno degli showroom oppure dei negozi di abbigliamento, incontri con l'artista e così l'Ascom di Treviso ci ha detto venite anche a Treviso. E a Treviso abbiamo coinvolto 180 negozi e abbiamo fatto 2 mesi di appuntamenti artistici. E era la seconda edizione dell'Arte Laguna Prize. E Beatrice fa: ma se è Arte Laguna dobbiamo farlo in Laguna. E quindi siamo andati a Venezia. Abbiamo bussato alle porte di Venezia e abbiamo trovato la Demanio che ci ha dato un pezzo di arsenale, quello più sconosciuto a nord dove non ci arrivava nessuno, bisogna passare per una passerella sull'acqua sospesa.
Perfino i veneziani che abitavano lì vicino si affacciavano e dicevano: non ho mai visto sta parte dell'Arsenale. E così, questo 13 anni fa, abbiamo aperto le porte arrugginite dell'Arsenale Nord. E così la terza edizione, la quarta, la quinta, la sesta. 2 anni fa è entrato Brugnaro e si guarda intorno e anche lui non aveva mai visto queste parti dell'Arsenale, e l'anno dopo ha fatto il Salone Nautico. L'arte navale torna nella sua giusta casa. E hanno fatto anche la fermata del vaporetto Arsenale Nord, perché tutti prima si sbagliavano e venivano all'Arsenale Sud e non ci trovavano, perché noi eravamo su. E così adesso siamo arrivati alla 15ª edizione di Arte Laguna Prize. Arte Laguna Prize ha adesso, eravamo partiti solo con fotografia, adesso abbiamo fotografia, pittura, scultura, installazione, videoarte, performance, 10 categorie. E si iscrivono, la prima edizione si erano iscritti in 400 e passa, adesso la scorsa edizione si sono iscritte 10.113 opere. E queste opere vengono selezionate da una giuria e creata una rosa di selezionati e esposti all'Arsenale di Venezia nel periodo più sfigato, quindi in marzo e aprile, quando fa un freddo cane. Però siamo andati avanti e Panozzo ne sa qualcosa perché ha fatto anche lui un talk lì al freddo, vero? Comunque con questa attività culturale che dà da lavorare a 6 persone in regola, tutte donne con la loro maternità, con i loro mutui sulle case, eccetera, siamo stati chiamati anche dal Comune di Padova per portare cultura e turismo e abbiamo fatto animazione per oltre 1 anno, dalla Regione Abruzzo per 2 anni, quindi conosco molto bene quella realtà. Abbiamo fatto perfino un blog turistico con toccando tutte le più belle località della zona. Qui in zona abbiamo fatto Caorle con i massi artistici che ci sono nella costiera, sono chiamati degli artisti internazionali tramite la nostra piattaforma. E adesso stiamo curando un progetto con l'UNESCO Cortina per il turismo inclusivo, per permettere il turismo anche alle persone meno fortunate. Ecco, può bastare? Allora, io sono Marco De Conti e abito a Fregona. Come vedete sono il più vecchio qui dentro. E questo non è uno svantaggio dal mio punto di vista, perché la mia storia passata mi ha portato a fare queste che io chiamo follie. La parola d'ordine per uno che ha un'impresa creativa è follia, perché se uno comincia a fare conti come fa il professore, difficilmente prima di partire riesce a immaginare degli utili. Io devo ringraziare il professore per 2 spunti. Prima di tutto perché mi ha fatto scoprire di essere un emule da Ponte, cioè candidato al fallimento, perché con questo Covid qua fra poco rischiamo il fallimento. Ma poi soprattutto per una parola che è cara a Panozzo, che oggi non ha citato, che si chiama artificazione. Allora, nel momento in cui ho cominciato a immaginare di costruire un'impresa culturale, questa parola mi ha aperto le porte a leggere il paesaggio in maniera diversa. Teniamo presente che la nostra azienda è in un pezzo di terra che io lavoravo da bambino
nella quale ho imparato a odiare la terra per la fatica che si fa a farlo, che però dopo 50 anni di abbandono sono andato a rivisitare e ho avuto un colpo al cuore nel vedere come un territorio che ha alimentato generazioni di persone era abbandonato, tradito. C'erano spine, c'era il finimondo, i sentieri non si leggevano più, i vigneti erano rimboschiti. Allora questo moto di ribellione contro un abbandono che è, dal mio punto di vista, innaturale, mi ha spinto a agire. Ma come fare a ridare una vita a un luogo che una volta era un luogo agricolo? Un luogo peraltro storicamente riconosciuto, ci sono documenti del 1500 che dicevano che lì si facevano determinate cose. Allora, la parola appunto che mi ha suggerito Panotto, artificazione, è stata la chiave, cioè usare il territorio per valorizzarlo dal punto di vista naturalistico, con tutte le implicazioni che questo comporta, quindi nicchie ecologiche, analisi della flora, della fauna, pedologia, tutta sta roba che è un filone che seguiamo e per il quale facciamo didattica. Ma non era sufficiente la natura, allora abbiamo pensato di inserire, come già oramai non è una novità, ma fanno in molti, delle sculture dentro in questo spazio. E abbiamo fatto nel 2017 il primo simposio internazionale, non abbiamo avuto 400 adesioni, però sono venuti 12 scultori dall'Italia e anche dall'estero, uno arrivato dalla Turchia, e hanno fatto delle opere lì che hanno sviluppato il tema vita nuova per un luogo antico, e quindi hanno fatto delle cose interessanti che rimangono là. Non è land art, è una cosa che è simile alla land art, quindi dura un po' più a lungo nel tempo, alcune rimarranno là per sempre, altre si degradano e le cambiamo. In questo spazio noi abbiamo anche un spazio coperto, 600 metri quadri di capannone agricolo che abbiamo rivalutato, ristrutturato, l'abbiamo abbattuto, rifatto, e lì dentro ci sono spazi per fare eventi culturali, concerti, eccetera. Abbiamo spazio per i laboratori artistici che usano appunto gli artisti che vengono a lavorare. Abbiamo fatto una giornata della creatività nella quale i pittori hanno decorato alcuni spazi, e nello spazio esterno c'è uno spazio per spettacoli anche all'esterno. Vi leggo una frase che ho scritto in un documento che c'è sul sito, e dice in sostanza che prima di essere un luogo fisico, il bosco dell'arte vuole essere una imago, cioè un'astrazione, un punto in cui convergono degli elementi pensanti che producono cultura sotto varie sfaccettature. Cultura anche letteratura, abbiamo presentato libri, abbiamo fatto un sacco di altre cose, ma cultura anche sotto forma di arte. Questa è la nostra aspirazione. Come sopravvivere è un altro discorso. Noi abbiamo avuto la fortuna o la capacità di avere un finanziamento della Regione che ci ha permesso di partire. Abbiamo in atto un altro finanziamento che stiamo avendo delle difficoltà a spendere, però c'è già, e la prospettiva è riuscire a stabilizzarsi in futuro. Per il futuro immediato abbiamo un progetto che abbiamo presentato al Ministero dei Beni Culturali per la valorizzazione, per l'anniversario della morte di Dante, il 700° anniversario. L'idea, lo spunto ce l'abbiamo qui, abbiamo una coincidenza fortunata, quel quadro là, la professoressa Uliana ce lo spiega meglio di me, rappresenta il passaggio del potere da Verde della Scala a un patriarca di Venezia, se non vado errato, no? E io
tempo fa avevo scritto un piccolo libro sui Da Camino. Verde della Scala era la moglie di Rizzardo da Camino, che era uno che verso il 1300 dominava in questi territori tra Belluno, Feltre, eccetera. Rizzardo da Camino era il nipote di Gherardo da Camino, il quale ha ospitato per un paio d'anni Dante. Allora la nostra idea era di ipotizzare che Dante non si sia fermato 2 anni a Treviso in città, ma sia stato accompagnato da Gherardo nei suoi possedimenti. Ce ne sono circa una ventina, 8 dei quali sono ancora funzionanti, addirittura restaurati, e volevamo proporre una serie di eventi promossi appunto dal Bosco dell'Arte in questi spazi, eventi di qualsiasi tipo, presentazione di un libro. C'è un bellissimo libro di Romano Toppan che si intitola I dispatriati, Dante fra i dispatriati, quindi un destino letto da una certa angolazione. Poi volevamo fare appunto dei simposi di scultura, degli eventi musicali, eccetera. Questi sono i nostri progetti. La realtà è che adesso siamo fermi e appena si sblocca qualcosa cominciamo. Comunque c'è spazio per fare praticamente tutto. Ci siamo orientati sulla scultura perché era una mia passione da sempre e quella la prediligo, però non abbiamo limitazioni. Non so se hai risposto alla tua... Riprendo io, Valentina? O tu? Abbiamo ancora un quarto d'ora per un altro giro di domande. Ok, io volevo, se posso, certo, aggiungere dei commenti, non sono riuscito a farli, però volevo ritornare a sottolineare, almeno dal mio punto di vista, che come avete capito è sempre di una prospettiva, diciamo, economica, per semplificare, il lavoro di Laura. Io ci vedo degli elementi, ancora una volta, quando un imprenditore culturale parla di sé sembra tutto abbastanza naturale. Però quello che fa Laura, che ha fatto in questa storia che ha raccontato, questo portare l'arte a contatto con il mondo del commercio, ad esempio, no? Cioè la prima iniziativa, lo dice con una certa naturalezza, abbiamo fatto una cosa con Confcommercio. E poi andiamo a parlare col mondo del turismo, cioè colleghiamo questo all'attrattività turistica. Non è banale. Cioè prendere un ambito, l'arte contemporanea, che ha proprio nello stesso spazio dell'arsenale, come dire, l'alfa e l'omega, cioè hai la Biennale d'arte che vive con tutta appunto la celebrazione che possiamo dare di questa importantissima istituzione culturale italiana, però tiene l'arte contemporanea chiusa in un ambito fondamentalmente di addetti ai lavori, e poi ci siete voi, che fanno un'operazione che da un certo punto di vista è anche democratica, cioè la possibilità di accedere ed aprire ed aprirsi anche al resto dell'economia, non tanto e non solo come sponsor, perché quelli che tu poi hai cercato sono dei partner, cioè sono delle attività di rappresentanza o economiche che hanno una loro dimensione economica, ma che in te trovano un interlocutore che ha questa caratteristica di parlare o di far parlare il linguaggio dell'arte contemporanea. Ecco, se io la dovessi leggere dal punto di vista imprenditoriale, direi che è quello il vantaggio competitivo, cioè la capacità di portare un linguaggio che altrimenti sarebbe per pochi e poco fruibile, e volutamente poco fruibile, metterlo invece attraverso le connessioni col resto dell'economia in relazione appunto con altri mondi. Credo che questo, non so se sei d'accordo, se questo è un aspetto che a me sembra fondamentale. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che almeno l'esperienza di Laura e il Bosco dell'Arte sono supportati da una politica della Regione Veneto che in maniera molto lungimirante, anche qui non è banale
quello che la Regione Veneto ha scelto di fare, perché ha scelto di usare dei finanziamenti che tipicamente andavano a sostenere l'infrastrutturazione economica. Ecco, è interessante questo concetto di infrastruttura, no? Perché quello che chiamiamo il FESR, anche qui per linguaggio tecnico il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha storicamente finanziato l'infrastrutturazione fisica, cioè ha finanziato lo sviluppo di zone industriali, anche l'acquisto di nuovi materiali, di nuovi macchinari da parte delle imprese, ha finanziato in alcuni casi l'infrastrutturazione turistica, sempre fisica, quindi sulla dimensione dello spazio e dell'investimento. Quello che ha fatto la Regione Veneto e prima di lei poche altre regioni italiane e che adesso invece è diventato una sorta di prassi è quello di dire ma esiste anche l'infrastruttura culturale. Quindi un territorio, ritorno a quello che dicevo prima su a cosa serve la cultura. La cultura fa infrastrutturazione, la cultura la possiamo vedere anche qui, dobbiamo fare un po' un salto ma non è un salto difficilissimo. Una strada, un marciapiede, una rotonda, quelle cose lì ci sembrano sempre molto più utili, sempre molto più, perché siamo prigionieri della materialità. Siamo convinti che qualcosa serve se lo vediamo, se ci possiamo passare. Con l'immaterialità facciamo un po' più fatica a capire che è utile, però per fortuna c'è stata della lungimiranza politica in questi ultimi passaggi, cioè questa lungimiranza che ha permesso di dire che il cinema, ad esempio, è una risorsa che crea sviluppo, anche lì non immediatamente perché ti arrivano i soldi dal botteghino dei film, ma perché se le riprese si svolgono in un determinato territorio, se nelle riprese si vede un territorio, se si raccontano storie di quel luogo, se si mettono al lavoro professionisti di quel luogo nella produzione cinematografica, beh, allora si crea sviluppo secondo quelle modalità. Dal punto di vista economico, ritorno su quello che dicevo prima, ci vuole un po' più di immaginazione, cioè bisogna passare anche su un livello di riflessione che per fortuna molti politici e policy maker in questa regione, ma non solo, hanno fatto negli ultimi tempi, e guardare un po' più in là, guardare a delle misure diverse di valore e a degli effetti di generazione del valore che sono protratti nel tempo. Ecco, credo che questa sia una delle caratteristiche che però ha anche imposto di ripensare la nozione di risorse per la cultura. Ecco, bisogna anche dire questo aspetto, che le risorse per la cultura non arrivano più solo nella forma tradizionale con le quali arrivavano. In questo momento, e qui l'accento ritorna sulla scelta imprenditoriale, no? Cioè, allora abbiamo delle scelte imprenditoriali. Per aderire a questi finanziamenti la richiesta è che la tua forma giuridica, ma di conseguenza anche le tue scelte economiche e personali, siano di natura imprenditoriale. Significa che ti devi assumere il rischio, che devi entrare in una logica di rendicontazione, di produzione, di regolarizzazione del lavoro, perché quando sei un'impresa poi diventi molto più visibile, molto più regolamentato. Questo bisogna ammettere, è un passaggio che, se vediamo dall'altra parte, a un pezzo di mondo culturale fa fatica a fare, perché l'affezione che si ha nei confronti dell'associazione culturale, ad esempio, no? Di quella dimensione tipicamente non profit, tipicamente svolta non in maniera continuativa, ma svolta ai margini, magari con tempi significativi, ma non come attività caratterizzante una persona o un gruppo di persone. Quella dimensione rimane ancora molto forte nel mondo della produzione culturale. Certamente non deve scomparire, certamente rappresenta una dimensione fondamentale del fare lavoro culturale, però ecco, un segnale, e secondo me anche un segnale di attenzione ad una evoluzione che si deve avere nel mondo della produzione culturale, è quello di considerare altre forme di organizzazione del proprio lavoro. Più l'organizzazione del lavoro culturale si sposterà verso forme, anche forme di natura imprenditoriale, non solo il senso, ma anche la forma imprenditoriale, più credo ci sarà riconoscimento da parte degli interlocutori esterni. Credo che l'abbiate potuto vedere anche voi, che nel momento in cui ti racconti con la forma impresa, dici che hai la forma, ti chiami azienda, ecco, usare questa parola
lo saprete, lo sanno tutti chi sta nel mondo della produzione culturale, molte volte questa parola è una parola un po' delicata, dire la mia azienda, no? Un po' non si dice nel mondo culturale. E invece bisogna imparare a dirlo, che, anche perché poi ci sono molte aziende orientate al profitto che dicono io faccio cultura. E allora quando ci sono molte aziende orientate al profitto che magari fanno tutt'altro ma ti dicono che fanno cultura, allora proprio quello è il momento di dire che anche tu che invece fai cultura davvero sei un'azienda. Bene, vi ringrazio tantissimo per questi interventi che ci hanno aiutato a trasformare in realtà viva dei concetti che rischiavano di rimanere astratti e difficilmente comprensibili. La traduzione semantica data dal professor Panozzo anche agli interventi delle nostre imprese aiutano a capire quanto è difficile questo passaggio a livello proprio di comunicazione, ed è qualcosa su cui intendiamo lavorare come amministrazione comunale anche attraverso percorsi di formazione. E quindi il tema che affrontiamo adesso è il tema proprio delle competenze, e quindi il fare impresa in ambito culturale comprende anche la necessità di essere professionali, di avere delle competenze e delle qualifiche che vanno nella direzione della creatività. E in questo senso il progetto Stimulart appunto propone dei percorsi di formazione per le imprese culturali creative e anche per il personale interno della pubblica amministrazione, che vi illustrerà Cristiano Nordio, che a breve vi presenterò. Vorrei anticipare questa presentazione solamente con due note di contesto. Nell'ambito del progetto Stimulart non sono solo partner 5 municipalità dell'area dell'Europa centrale, ma abbiamo anche l'Università di Ratisbona, un'associazione culturale ungherese, un ufficio turistico sloveno, e la società Be Clever, che è rappresentata da Alessandro Dal Coll di Vittorio Veneto, il quale è anche coordinatore del Fab Lab e del Fab Cube, che è la rete dei Fab Lab del Veneto. Questo per dirvi che quindi il dialogo tra mondo delle imprese, amministrazione pubblica e il settore culturale e creativo è parte integrante di questo progetto e che quindi per noi è anche molto importante cercare di esplorare il potenziale che c'è tra la domanda e l'offerta, quindi tra il settore culturale e creativo e le imprese tradizionali. Quindi anche qualora abbiate delle domande oppure degli interventi legati alla possibile impiego delle attività culturali e creative nelle imprese tradizionali, siamo interessati ad approfondire questo tema. All'interno della cartellina trovate un questionario che è stato redatto dal CISET, che vi chiediamo se avete tempo di compilare, perché fa parte di quell'attività di mappatura di cui parlava il professor Panozzo e che ci serve a cercare di fotografare lo stato dell'arte del territorio, per poi fornirvi a breve delle risposte concrete sul potenziale di questo settore nell'area del Vittoriese. Quindi dopo questa premessa introduco Cristiano Nordio, laureato in statistica economico-aziendale all'Università di Padova, con dottorato di ricerca in business management, che si occupa di innovation design, e quindi il suo compito è quello di aiutare con attività di counseling e di training aziendale le imprese, i manager e in questo caso le imprese del settore culturale e creativo ad acquisire nuove competenze e nuove capacità di fare impresa. È il coordinatore all'interno del progetto Stimulart del gruppo di docenti che proporranno il percorso di formazione per le imprese e la pubblica amministrazione, assieme al professor Panozzo, che fa parte appunto del corpo del gruppo di lavoro di questo corso, e al dottor Adriano Lavopa. Quindi lascio la parola al dottor Cristiano Nordio. Grazie. Buonasera a tutti. Io volevo aggiungere una cosa che non so se Fabrizio condivide o meno, ma 14 anni fa fare una call for artist probabilmente era qualcosa di molto molto simile a quella che in alcune aziende chiamano open innovation. Quindi credo che anche lì si possono aggiungere cose.
Ok, allora spendo 2 parole veloci su di me. La presentazione è stata un po' utilizzando gli inglesismi, cerco di dire che cos'è l'innovation design. Io fondamentalmente sono un imprenditore seriale. Dicono che bisogna fallire 3,8 volte prima di avere il successo o di raggiungere il successo, io credo di essere a 3, quindi insomma in questo momento... Un mediografo irlandese è fallire sempre meglio. Sì, esatto, io credo di averlo fatto fino adesso, poi adesso speriamo che questa volta non sia così. Sono un imprenditore seriale che arriva dall'accademia e ho un passato comunque nell'università e in questo momento mi sento molto affine a questo mondo e cerco di spiegare perché. Non lo so se sono un'impresa creativa o se sono un'impresa sicuramente non culturale. Ma ho un'azienda in Italia che si occupa di prototipazione e creazione di metodi, giochi in scatola per aiutare le imprese a fare cose. Sono dei veri e propri giochi in scatola tipo Monopoli. E questi giochi, visto che la normativa italiana non difende i giochi in scatola e non aiuta la prototipazione di questi strumenti, li commercializzo con un'azienda inglese. È follia, condivido. Viviana diceva, Viviana giusto? Ha usato una parola secondo me che è centratissima. Bisogna avere un po' di follia per provare anche semplicemente a fare queste cose, tanta passione e poi comunque bisogna provare a fare un po' di innovazione. Credo che voi tutti abbiate questo nel vostro DNA e se siete qui probabilmente è il motivo per cui volete portarlo avanti. Che cos'è l'innovation design? Dicevo, io aiuto le imprese, quindi sono un imprenditore prestato al mondo della consulenza, aiuto le imprese a immaginare e definire il proprio futuro e cerco di accompagnarle a realizzarlo. Lo faccio attraverso questo tipo di strumenti e i percorsi che assieme al team di persone tra cui c'è il professor Panozzo e Adriano Lavopa, che ha lavorato per tanti anni in Philips ad Amsterdam con metodologie comunque di applicazione proprio di open innovation e altre metodologie. Cercheremo di accompagnare le imprese e l'amministrazione pubblica che farà parte di questi workshop nell'andare a delineare dei progetti. Lo faremo trasferendo un po' di conoscenza e utilizzando delle metodologie che sono partecipate. Quindi indicativamente saranno comunque ci saranno diversi lavori di gruppo e cercheremo di coinvolgere anche attraverso le piattaforme digitali nel lavoro i soggetti che fanno parte appunto dei gruppi di lavoro. Come è stato strutturato? Beh, allora inizieremo con entrambi i gruppi, sia il gruppo di lavoro per la... Ah, ce l'avete la cartellina, quindi in cartellina c'è il programma di lavoro, lo trovate, sono 2 moduli, uno orientato alla pubblica amministrazione, uno alle imprese creative e culturali. Tutti e 2 i percorsi inizieranno con una sessione di mappatura delle relazioni, una mappatura degli attori di riferimento, quindi in inglese una stakeholder analysis. Cercheremo di capire quali sono i soggetti che fanno parte della nostra rete per poi comunque provare a definire qualche strategia. Non sarà solo teoria ma sarà molta applicazione pratica. Proseguiremo poi con il percorso sulla pubblica amministrazione con dei contenuti che abbiamo definito assieme al professor Panozzo che riguarderanno gli approcci comunicativi per la figura del city manager, le competenze e il ruolo all'interno della pubblica amministrazione che sono necessarie per agire in modo creativo, il ruolo del funzionario pubblico con i nuovi linguaggi, i processi decisionali e la normativa di riferimento e poi come andare a creare valore nel settore culturale con alcuni modelli di sviluppo sostenibili. Per quanto riguarda invece l'attività che andremo a svolgere con le imprese, partiremo sempre con l'analisi e la mappa degli attori per poi proseguire con quella che viene definita come mappa dell'empatia, cioè cercheremo di andare a identificare dei potenziali target di clientela, quindi dei clienti tipo, chiamiamoli, su cui
fare delle ipotesi per sviluppare eventuali piani strategici. Lo faremo in modo appunto partecipato, dicevo, utilizzeremo una piattaforma che si chiama Mural, che è una piattaforma digitale che ci aiuterà un po' a sviluppare questo tipo di lavori. Poi proseguiremo con l'idea di provare a sviluppare questa idea di business con un altro lavoro fatto appunto sulla creazione di una proposta di valore, per poi andare a comprendere attraverso il design thinking, comprendere quali delle idee che sono emerse sono quelle che forse andrebbero maggiormente valorizzate per essere portate a generare non soltanto quel valore intangibile di cui si parlava, ma magari anche del valore economico. Questi sono i due percorsi detti in soldoni in modo molto molto stringato. Saranno complessivamente 4 incontri, tutti e 8 gli incontri saranno digitali, quindi saremo connessi in digitale e utilizzeremo appunto piattaforme di connessione assieme a piattaforme che ci aiutano a fare un po' di lavoro partecipato creativo. Non ho altro da aggiungere, poi se voi avete qualche domanda da fare io sono a disposizione. Grazie. Bene, ne approfitto per dirvi che quindi le iscrizioni verranno aperte sul sito www.vittoriovenetocreativa.it nei prossimi giorni. Il numero di adesioni è limitato a 20 partecipanti a modulo, perché essendo un approccio partecipato e di gruppo necessita di un numero limitato per svolgere un'attività interattiva. Se verrà recepito positivamente cercheremo di riproporlo o di portare avanti dei percorsi comunque in pillole in grado di rispondere alle vostre esigenze più concrete. Io devo veramente ringraziare l'amministrazione comunale, perché questo è un progetto molto innovativo e credo possa essere un pilota anche a livello regionale, e ci auguriamo che queste attività abbiano anche un impatto al di fuori del territorio locale. Naturalmente vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti che prima vi avevo accennato, in particolare tornando su questo argomento, il mese prossimo vorremmo organizzare un incontro assieme alla Regione del Veneto sul tema dei finanziamenti a fondo perduto per le imprese culturali e creative. La Regione del Veneto è una delle regioni che a livello nazionale ha investito con maggiore coraggio su questo settore nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Ma affronteremo anche il tema del crowdfunding e di altre forme di finanziamento alternative. Quindi vi preghiamo di tenere d'occhio i nostri appuntamenti e di ovviamente contattarci se volete anche degli incontri individuali, bilaterali, presso la sede del Comune. Diciamo, mi sono solo segnata 3 elementi dai vostri interventi che metto un po' a chiosa di questa parte di conferenza pubblica in chiusura, che sono questo. Viviana Carletta ha parlato di responsabilità pubblica del settore culturale e creativo. Io credo che sia un settore che ha una forte sensibilità verso il bene pubblico, e questo deve essere un elemento di apertura anche per l'amministrazione pubblica, per un dialogo verso le imprese, che è fortemente legato al territorio, lo siete tutti, ci avete espresso con molta passione anche l'amore che avete verso il vostro territorio, e che l'elemento di innovazione, chiamiamola follia o sperimentazione, è fondamentale per fare impresa in questo settore. Quindi ci auguriamo che questi elementi facciano parte anche dei vostri progetti futuri e che vi aiuteremo a supportare con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione nel progetto. Vi ringraziamo quindi in chiusura di questa conferenza pubblica che è stata anche trasmessa in diretta streaming, e preghiamo gli ospiti in sala di rimanere al loro posto, perché lasceremo spazio a voi per le domande ai nostri relatori. Non so se... Vi ringraziamo, grazie, arrivederci.